Terza corsa dal Savio, cavalli di 3 anni sul miglio, Gladiatore Lu, Gea Horse, Georgia Paul, Gintonic F, ritirato Gary Parker, Guapa Stecca, in prima fila, seconda fila Gala Stecca, JJ Dicelle, Gioiella, Geppetto, Gloria Caff, Gatsby Mail. Macchina che accelera con la velocità iniziale di Georgia Paul e Gintonic F che tende ad avvantaggiarsi. Numero 10, Geppetto, squalificato. Geppetto invece finisce squalificato. In seconda posizione ripiega Gintonic F alle spalle di Georgia Paul che percorre i primi Numero 200 in 6, Guapa 14,9. Stecca, squalificato. Squalifica anche per Guapa Stecca. E così sulla dritta delle scuderie in vantaggio è Georgia Paul nei confronti di Gintonic F. In terza posizione dovrebbe essere Gloria Caff. Via via gli altri a seguire. Tutti in fila indiana dopo i primi 400 metri percorsi in 31. Andatura ora rallentata dalla testa. Georgia Paul continua a guidare ma ad andatura ridotta e completa i 600 in 47,9, addirittura 16,9 il parziale in curva. A questo punto esce all'esterno Gintonic F per anticipare la risalita di Gladiatore Lu, che a sua volta anticipa Gioiella, mentre JJ Dicelle è in terza posizione lungo la corda. Tanto 1, 3 e 4 il passaggio alle 800 con Georgia Paul che continua a guidare, Gintonic F che si impegna all'esterno. In seconda posizione c'è ora Gloria Caff che ha guadagnato una posizione, il chilometro se n'è andato in 1,19. L'errore di Gintonic F. Numero Ora 4, all'esterno rimane F, scoperto Gladiatore Lu squalificato. che progredisce. Gladiatore Lu con bella azione si porta a ridosso della battistrada Georgia Paul a 400 dalla conclusione, va ad impegnarla a metà della curva conclusiva. Numero 9, Gioiella, Sbagliato anche Gioiella, mentre a contatto c'è sempre Gloria Caff. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Gladiatore Lu che insiste all'esterno, attacca nuovamente Georgia Paul che si difende lungo la corda. Gladiatore insiste, ha spostato anche Gloria Caff, poi c'è JJ Dicelle, finale con Gladiatore Lu che prevale nettamente. Il secondo posto è per Gloria Caff, mentre per il terzo c'è da vedere chi sia riuscito a spuntarla. Andiamo a rivedere le fasi finali, mentre la vittoria non sfugge a Gladiatore Lu e Davide Di Stefano, che passa nettamente nelle battute conclusive. Georgia Paul un po' in difficoltà nel finale, passa in seconda posizione Gloria Caff, che finisce bene al secondo, mentre per il terzo probabilmente ancora Georgia Paul riesce a respingere JJ Dicelle. Rivediamo una volta ancora l'arrivo e vi ricordo il successo per Gladiatore Lu, Davide Di Stefano per conto di Holger Ehlert, che ne è anche il proprietario.